Questa seconda ondata probabilmente ci siamo anche, no? Abbiamo visto che c'è stata una prima ondata molto forte nel periodo appunto marzo-giugno, poi c'è stata la fase di convivenza con pochi casi e poi da agosto è ripartita appunto la presenza del virus in maniera importante ma diversa rispetto appunto a quello che abbiamo visto nella prima fase. Quindi direi ci siamo in questa seconda fase. Nel veneziano è arrivata la seconda ondata di coronavirus. A tutti è vietato abbassare la guardia, ma stavolta fa un po' meno paura, sia perché le strutture sanitarie e i controlli sono da tempo pronti a fronteggiarla, sia perché c'è maggiore consapevolezza delle regole anticontagio tra le persone. La maggioranza dei positivi è asintomatica. Abbiamo sì un numero importante di positività, sono 314 appunto le positività, naturalmente un numero inferiore rispetto al periodo febbraio, maggio, giugno, insomma, ecco. Però di queste positività i ricoveri sono di 2 decine, una ventina in sostanza, e pochissimi, 3, sono i soggetti in terapia intensiva. Un banco di prova importante nel contenimento dei contagi è stata ed è la riapertura delle scuole, avvenuta sul territorio dell'Ulstrè Serenissima con tutte le precauzioni del caso. Abbiamo effettuato dal 14 di settembre sulla popolazione in età scolastica 1670 tamponi. Abbiamo riscontrato 13 positività, 1670 tamponi su soggetti sintomatici, quindi con una sintomatologia che poteva far pensare alla presenza del coronavirus, 13 sono risultati soggetti positivi. E poi abbiamo 3 operatori positivi, quindi su una popolazione scolastica che abbiamo visto essere attorno ai 98.000 soggetti. Queste 13 positività hanno interessato 16 istituti scolastici su 175. In ambito scolastico i contatti di positivi in quarantena sono 40 e comprendono solo una classe nella sua interezza. La positività di un componente non significa necessariamente la quarantena di tutti, prevista per i contatti stretti con un'esposizione reputata ad alto rischio dall'indagine epidemiologica. Intanto i tamponi proseguono ovunque a ritmo sostenuto, in un'azione in cui spiccano i numeri dell'aeroporto Marco Polo. E siamo stati i primi ad attivare il controllo, la presenza appunto di un nostro punto tamponi in aeroporto. Siamo arrivati a 22.200 tamponi effettuati finora e quindi un numero importante attraverso un'attività che svolgiamo nelle 24 ore.